Bentrovati a un'altra puntata di Screenshot, tema di questa sera i sanitari non vaccinati, perché abbiamo visto nelle scorse settimane sono partite le lettere di sospensione per medici e infermieri e anche operatori sociosanitari che non hanno voluto fare il vaccino contro il Covid da parte delle aziende sanitarie, e poi gli ordini, in particolare quello delle professioni infermieristiche, ha ratificato queste sospensioni a propria volta, sospendendo dall'albo appunto i dissidenti. Noi siamo proprio a Pordenone, nella sede dell'Ordine delle professioni infermieristiche di Pordenone. Proprio su questo tavolo è stato fatto il consiglio direttivo anche pochi giorni fa. Con me c'è il presidente dell'Ordine, Luciano Clarizia. Bene, presidente, queste lettere sono partite, voi siete stati i primi a sospendere ufficialmente questi vostri colleghi che non hanno ritenuto di fare il vaccino. Qual è la situazione oggi, il perché di questa scelta? La scelta è stata chiara, nel senso che era anche un atto dovuto, la legge lo specifica. Abbiamo ricevuto chiaramente dal Dipartimento di Prevenzione dell'azienda ospedaliera di Pordenone i nominativi, e quindi non potevamo fare altro che prendere atto e chiaramente, come previsto, fare questo consiglio direttivo straordinario in cui abbiamo sospeso in una prima tranche 73 colleghi, poi abbiamo fatto ieri un secondo direttivo dove in realtà abbiamo reintegrato 8 di questi, perché lo stesso Dipartimento poi ci ha rimandato una seconda nota in cui ha valutato, ha verificato che questi colleghi erano vaccinati, erano degli errori perché praticamente si erano vaccinati in Veneto ma residenti in Friuli, quindi non risultavano, o perché hanno avuto il Covid e quindi per questo motivo non si erano potuti vaccinare. E quindi in realtà abbiamo reintegrato questi 8 colleghi, ma abbiamo sospesi altri ulteriori 5 che sono stati poi comunicati sempre dal Dipartimento. Quindi in realtà abbiamo sospeso ad oggi 70 infermieri proprio perché non risultano vaccinati. Bisogna dire una cosa chiaramente: di questi 70 infermieri, perché altrimenti sembra quasi che gli infermieri non si vaccinano, la maggioranza sono pensionati, guardando un po' l'età anagrafica, quindi non stanno operando, non sono in attività, quindi anche non ha creato questo un grande problema alle aziende. Il restante, insomma 30% circa di questi infermieri, insomma, se qualcuno si è vaccinato nel frattempo oppure, come dicevo prima, è risultato come tale, sono rimasti realmente una ventina di persone che sono poi quelli che sentivo ieri hanno fatto anche un ricorso al CODA, oppure stanno pensando a un ricorso al CODA, insomma anche su questo qualcosa si potrebbe dire. E di questo parleremo anche durante la trasmissione. E la domanda che molti si fanno è come mai ci sono dei medici, degli infermieri che hanno studiato, che hanno la laurea in medicina, che quindi insomma masticano l'argomento, non sono di sicuro dei cittadini sprovveduti. Perché queste persone hanno delle titubanze così grandi e che cosa avete fatto per cercare di convincerli? È una bella domanda a cui onestamente non so rispondere perché è incomprensibile. Io, ripeto, come ho sempre detto e dico da tantissimo tempo, comprendo il cittadino che può essere impaurito, ne sente tanti, sai, social, giornali, TV, quindi è disorientato e quindi effettivamente può avere anche delle titubanze. Un infermiere, un medico, cioè un esperto sanitario che ha tutte le competenze e le capacità di andare anche a verificare quello che sta succedendo, la vericità poi delle informazioni, quindi canali ufficiali, vedi il Ministero della Salute piuttosto che il Superiore di Sanità, insomma è impossibile che questi ancora oggi stiano tentando di far passare dei messaggi distorti. È vero che sono una grande minoranza, perché guardate nelle percentuali si può dire quello che vuoi, però anche una sola persona, ho sempre detto, è una sconfitta per la professione, perché veramente non c'è una logica e stanno dando un esempio sbagliato e scorretto a tutti i cittadini. Ecco, per quanto riguarda invece i tentativi di convincimento in atto, in corso, altri ne proverete a fare, immagino, in questo periodo, sperando di riuscire a convincerli, perché sennò ricordiamo che sono persone che una volta sospese non possono proprio operare, sono a casa senza lo stipendio e rischiano anche, nel caso dovessero lavorare, di incorrere nel reato di abuso della professione. Sì, confermo. Cosa abbiamo fatto? Cosa stiamo facendo? Abbiamo fatto un po' di tutto, abbiamo fatto, anche noi come Pordenone abbiamo fatto un camion vela proprio per incitare non solo i colleghi ma anche tutti i cittadini a vaccinarsi. Io un giorno sì, un giorno anche sono sulle TV, sui giornali a cercare di far passare il messaggio. Cioè, stiamo utilizzando tutti i canali possibili e immaginabili, il nostro sito ufficiale, canali anche non ufficiali, per far passare questo messaggio a tutti i colleghi in particolare. Per favore vaccinatevi. Bisogna dare l'esempio, lo ripeto,
quindi è drammatico. A me dispiace sospendere dei colleghi, veramente è una cosa brutta e non sono affatto contento di questo sia chiaro, perché qualcuno vuole anche far passare che forse noi siamo contenti di fare queste azioni dimostrative. No, assolutamente no, ci mancasse, insomma, sono colleghi, hanno fatto una scelta che non condividiamo, non è corretta e che la legge ci impone chiaramente di intervenire. Ricordiamo che l'ordine è un ente pubblico, quindi è tenuto a rispondere come tutti gli enti pubblici. Quindi, le ripeto, noi abbiamo tentato di fare di tutto. Tanti si sono convinti, tanti per strada erano molti di più qualche mese fa, adesso per fortuna sono veramente pochi e Pordenone veramente, credo, rispetto ad altre realtà si può dire un'eccellenza su questo. Ecco, su questo lei è anche presidente, diciamo, regionale per quanto riguarda l'ordine degli infermieri. Qual è la situazione negli altri ordini e nelle altre aziende sanitarie? Guardi, quello che a me risulta, sentendo anche i colleghi presidenti di Udine, Gorizia e Trieste, ad oggi non hanno ancora ricevuto, come è successo a Pordenone, l'elenco dal Dipartimento di Prevenzione, quindi per potersi attivare. Loro sono pronti, hanno già tutto preparato come noi, perché giustamente devono fare, come dicevo, nei tempi previsti il loro intervento. Io mi auguro che quanto prima, insomma, perché veramente sono un po' in ritardo le altre aziende rispetto a Pordenone, se ricevono i colleghi anche loro questi nominativi, quindi possono dare atto e anche capire effettivamente poi in regione quanti sono gli infermieri non vaccinati e che bisogna chiaramente far sì, insomma, di convincerli in prima battuta, se no purtroppo sospenderli. Allora, ci sono altre questioni che dobbiamo toccare. Una è quella che entrerà in vigore il Green Pass dal 6 agosto, naturalmente senza questo documento non si potrà andare nei cinema, nei ristoranti, girare liberamente. Diciamo, questo ha creato molto malcontento, abbiamo visto sabato scorso delle manifestazioni praticamente nelle piazze, a Pordenone, a Udine, a Trieste, con l'afflusso di migliaia di persone che si sono accalcate. Ecco, la sua opinione su queste scene che sono state viste, ricordiamo manifestazioni peraltro non autorizzate. Guardi, premesso che non sono un amante delle imposizioni, cioè, a me non piace, io sono per la libertà, insomma, per la democrazia, per le cose fatte anche bene, però è pur vero che se non si arriva a trovare una soluzione, questi casi estremi devono essere purtroppo messi in campo. Sì, per quanto riguarda quelle scene che abbiamo visto, allora, primo, bisogna rispettare sempre la legge, a prescindere da tutto. Una manifestazione che è corretta, se uno vuole esprimere la sua idea, deve essere autorizzata e che a me risulti queste non erano autorizzate, ma a prescindere da questo, che poi è una cosa, insomma, legale, dove interverrà chi deve intervenire, c'è quello che a me ha colpito in modo veramente negativo e mi ha fatto molto riflettere, vedere quelle scene di tante persone senza mascherina, senza distanziamento, che portano con loro anche bambini. Cioè, è chiaro che in mezzo a tutte queste persone sicuramente qualcuno positivo al Covid c'era, anche con la variante Delta, che è quella che oggi sta girando di più. E volete che questo non abbia passato a qualcuno che non ci aveva in quel momento, che non era neanche vaccinato, o forse anche se vaccinato insomma, il virus? È chiaro che questo può succedere. Poi tu lo porti a casa il nonnetto allettato che non si può vaccinare per tanti motivi, e chiaramente immaginate quello che succede. Io mi auguro di sbagliare, veramente spero di essere sbugiardato e sbagliarmi, ma ho paura che fra qualche settimana noi vedremo le conseguenze di questi atti disastrosi e senza logica, fatta da persone che veramente conoscono, perché sanno, è un anno e mezzo che stiamo utilizzando mascherine, distanziamento, ne sanno più loro di me di queste cose, quindi è inaccettabile che si facciano queste sceneggiate. Fatele, ma fatele correttamente. Bisogna dire che scene simili si sono viste anche l'11 luglio, anche agli inizi di luglio per quanto riguarda la nazionale. Siamo tutti stati molto contenti di aver visto gli azzurri trionfare, però anche in quel caso lì, e pur senza grandi controlli, bisogna dire la verità, anche se erano manifestazioni di gioia molto attese, anche lì abbiamo visto scene di persone senza le mascherine, baci, abbracci, festeggiamenti. Si aspettano, come dire, i risultati anche di quelle manifestazioni lì. Abbiamo delle evidenze che a distanza di un paio di settimane qualcosa stia succedendo? Ma guardi, insomma, di questi giorni qualche ricovero in terapia intensiva lo stiamo avendo, i reparti Covid si sta già pensando, immaginando di riaprirli perché qualche caso sta arrivando, quindi e queste sono le conseguenze sicuramente, almeno in parte, di quelle azioni scorrette fatte da chi ha lavorato in questo modo sbagliato e ha fatto effettivamente messo in pericolo anche la vita degli altri. Si poteva fare diversamente, considerando anche i tanti sacrifici che le nostre attività economiche hanno dovuto fare, penso ai bar, ai ristoranti, le palestre, le piscine, eccetera, che non hanno potuto lavorare, e poi vedere magari certe scene, sì, non fa bene, come non fa bene vedere le scene che abbiamo visto in piazza, insomma, qualche giorno fa.
Condivido pienamente, anche perché non dimentichiamo che noi stiamo rischiando di non morire di Covid ma di fame se andiamo avanti così, e cioè è ora di smetterla. Io veramente l'invito che faccio a tutti, cerchiamo di ragionare, non è solo un problema sanitario ma anche economico, quindi bisogna far sì che questo finisca e per farlo finire bisogna vaccinarsi, non c'è alternativa. Ecco, sul fatto di queste manifestazioni che abbiamo visto, abbiamo chiesto un'opinione anche al dottor Umberto Zuccon, che è stato nominato proprio in questa settimana, era facente funzione, è diventato a tutti gli effetti il primario della pneumologia di Pordenone, che in questo ultimo anno e mezzo, diciamo, si è confrontato direttamente con quella che era la malattia Covid. Ecco, sentiamo quelle che sono le sue parole in relazione alle manifestazioni che abbiamo visto in questi giorni. Se avete sentito il Presidente Draghi quando ha affermato che chi non si vaccina rischia di morire e se non rischia di morire quantomeno rischia di mettere a grave pericolo la vita di altre persone, di essere quindi responsabile della salute di altre persone, questa frase dovrebbe essere da monito per tutti, specialmente tenendo presente che nell'ultimo anno abbiamo perso più di 120.000 concittadini a livello nazionale e anche qui a Pordenone abbiamo avuto dei gravi lutti, specialmente in pazienti giovani e mi riferisco non soltanto al lutto diretto che riguarda quindi la morte di una persona, ma anche dello stato di lutto che sono venuti a vivere i familiari, spesso famiglie che hanno avuto genitori entrambi ricoverati e entrambi morti. Voglio esprimere la mia vicinanza a tutte queste persone che mi hanno anche fatto scoprire quanto siano forti gli animi e quanto siano determinati nel continuare ad andare avanti i cittadini di questa terra meravigliosa. Queste erano dunque le parole del dottor Umberto Zuccon. Clarizia, condivisibili? Assolutamente sì, ha detto quello che è vero, che è corretto, che la scienza dice, che è quello che effettivamente trova tutto il mio appoggio. È chiaro che quello che lui ha detto non fa una piega. Abbiamo visto purtroppo anche giovani, o sempre più giovani, che si stanno ammalando anche in modo importante rispetto ai primi casi di qualche tempo fa. Quindi questo deve metterci molto in allerta ed evitare appunto tutte queste manifestazioni che portano purtroppo anche i giovani a trovare a incorrere in questo problema. E allora ci fermiamo per la pubblicità, poi con Luciano Clarizia ritorniamo a parlare dei non vaccinati e affronteremo anche il tema dei ricorsi, perché stanno partendo anche i ricorsi da parte di queste persone che naturalmente vogliono far valere anche dal punto di vista legale le loro ragioni. A tra poco. Seconda parte di Screenshot, siamo nella sede dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pordenone in compagnia del presidente Luciano Clarizia. Insomma, come detto anche nella prima parte, le sospensioni, le lettere sono partite, molti colleghi sono stati sospesi, però partiranno anche probabilmente all'inizio della prossima settimana i ricorsi da parte di una ventina di persone che si sono rivolte al Codacons per farsi assistere. Allora io le proporrei intanto questo contributo e facciamo vedere insomma come il Codacons si sta muovendo e poi lo commentiamo insieme. Vediamo. La parola passa agli avvocati. Il Codacons del Friuli Venezia Giulia, attraverso un pool di legali, sta predisponendo i ricorsi al TAR di medici e infermieri non vaccinati per il Covid, che sono stati sospesi dall'azienda sanitaria Friuli Occidentale dall'ordine professionale. Si sono rivolti circa una ventina di persone fino adesso e io spero che questa porti la consapevolezza a tutti quanti, quelli che sono stati sospesi, diciamo, a rivolgersi alle istituzioni per poter ottenere la sospensione della sospensione e poter affrontare con più serenità il loro futuro. Lunedì della prossima settimana possono partire i primi ricorsi. Gli avvocati contestano i provvedimenti dal punto di vista delle norme sul lavoro e degli ordinamenti europei. Diciamo che non si è mai visto nella storia della Repubblica una situazione simile in cui potenzialmente migliaia, molte migliaia di lavoratori, medici, infermieri si trovano a casa senza stipendio, sospesi dal servizio. Il fatto che una larga parte della stessa classe medica rifiuti il vaccino la dice lunga sulla credibilità di questi sieri sperimentali, perché
altrimenti ci sarebbe un'adesione pacifica e massiccia, senza necessità di ricorrere a ricatti occupazionali. Noi siamo qua sostanzialmente per difendere i diritti di lavoratori, l'ho sempre fatto come avvocato, in questo caso specifico medici e infermieri, e indirettamente anche della popolazione generale. Se la classe medica resiste così tanto, vuol dire che non ci credono, e non ci credono medici che hanno studiato anni di medicina. Io conosco medici di 60 anni che hanno 30 anni di attività professionale che non vogliono vaccinarsi, quindi un motivo ci sarà. Se vi è una clausola di non punibilità per delitti anche gravi come l'omicidio colposo a tutela di chi procede alle vaccinazioni, forse è lecito dubitare di quella asserita sicurezza che è così tanto sbandierata per quanto riguarda i vaccini. I sanitari nel giro di un anno sono passati da eroi a cavie, per legge, costretti. Sembra davvero eccessivo e sembra in conflitto con i principi fondamentali della Costituzione, ma anche degli ordinamenti comunitario ed europeo. Quindi insomma si farà il possibile per difendere i diritti dell'uomo, perché in discussione non è più l'habeas corpus esterno, in discussione è l'habeas corpus addirittura all'interno del nostro corpo e della nostra stessa persona, col rischio che l'obbligo vaccinale si estenda a cerchi concentrici a tutto il resto della società, passando dalla classe medica ad altre categorie professionali magari più a contatto con il potere o con il pubblico, e francamente siamo tutti coinvolti. Ecco. Questo quindi è quanto, queste sono le parole dei legali che si stanno occupando dei ricorsi. Ecco la sua opinione su questo. Ma guardi, i ricorsi ci stanno, ci mancasse, la legge lo prevede, il ricorso al TAR, insomma, se qualcuno non condivide è corretto che sia fatto. Quello che mi lascia un po' perplesso, veramente non comprendo a volte le parole che sono state dette da alcuni di questi legali del Codacons e il Friuli Venezia Giulia, frasi come tipo vaccini sperimentali, moltitudini di operatori sanitari che non sono vaccinati, infermieri, cavie. Mi spiego, il vaccino non è sperimentale. Io non so su quale, dove ha trovato questo avvocato, che ha detto questa frase, questa informazione che non esiste, si vanno un attimo a informare. Poi moltitudine di operatori sanitari, infermieri, medici non vaccinati, che quindi ci fanno capire secondo loro che il vaccino non va fatto. Qual è la moltitudine? Guardi, faccio qualche esempio. Pordenone ha 2200 infermieri iscritti a quest'ordine. Se andiamo a tirare un po' le somme, in realtà quelli che non sono vaccinati, i cosiddetti Novax, sono forse una ventina, e sono quelli che forse sono anche rivolti al Codacons. 20 significa meno dell'1%. Meno dell'1%. Il 99% degli infermieri è vaccinato. Questo sia chiaro, quindi non facciamo passare queste informazioni sbagliate che sono scorrettissime. E poi non siamo cavie, perché questi vaccini, allora vorrei chiarire anche questa parte. Qualcuno dice ma il tempo, un vaccino normalmente ci si impiega degli anni perché sia... Allora, ormai è stato detto in tutte le lingue del mondo. Su questi vaccini hanno lavorato una marea di ricercatori. Hanno investito milioni e milioni di euro, cosa che normalmente non si fa nei tempi brevi. Siccome qua c'è un'emergenza, è stato fatto questo. È chiaro che i tempi sono ristretti. Questi vaccini, a mio avviso, ma non perché lo dico io, perché è provato scientificamente, sono molto più sicuri di tanti altri vaccini che abbiamo fatto in altre condizioni e in altri periodi. Perché il cittadino che non sa, sente queste cose, si fa condizionare, non va a vaccinarsi e questa pandemia non finisce più. E noi siamo stufi di avere reparti pieni, vedere gente morire, gente ricoverata in terapia intensiva, non riuscire a ricoverare e a fare l'ordinario, perché per ricoverare il Covid tutto l'ordinario poi rimane indietro. Poi ci si lamenta perché abbiamo un anno d'attesa per una visita. È normale. È normale. Se dobbiamo pensare a fare altro non possiamo fare anche quest'altro. Allora queste persone che facciano gli avvocati lo facciano bene e lasciano fare la parte medica a chi è un sanitario, a chi è esperto. Non cerchiamo di confondere. Io non mi permetterei mai di commentare qualcosa di legale, qualcosa di... Non è la mia materia, direi solo stupidate, quindi lo evito. Quindi va bene, supportate questi colleghi e possibilmente non fateli pagare, pagate voi le spese, perché fare un ricorso al TAR costa. E ricordate, il TAR Lombardia e il TAR Emilia Romagna, lo ripeto, l'ho già detto, chi ha fatto ricorso lo ha perso. Quindi questi colleghi non so quanta possibilità hanno di vincere questi ricorsi e non fategli spendere soldi inutilmente.
Ecco, per quanto riguarda il Green Pass, come avete accolto questa novità? Cioè è l'unico modo per riuscire a convincere quella fetta di persone che non si vogliono vaccinare, o è stato fatto per appunto aumentare il numero di questa copertura, diciamo, di immunità di gregge, se vogliamo? Credo che entrambe le cose siano corrette. Come dicevo prima, a me non piace questi obblighi, sono proprio contrari agli obblighi, però quando serve bisogna farlo. Noi siamo arrivati a un tal punto che, ripeto, non possiamo permetterci più di andare in modo soft contro queste cose, altrimenti veramente è 1 anno e mezzo e non possiamo permetterci ancora un altro anno e mezzo di sofferenza, è impossibile. Quindi ben vengano tutte queste condizioni che ci permettono di tornare alla normalità. Capisco che questa cosa mette in difficoltà, ma se le persone si vanno a vaccinare, e abbiamo visto che sta aumentando in modo importante le richieste di vaccino dopo questo Green Pass, perché credo che quelli che erano indecisi a un certo punto hanno capito che gli conviene se non vogliono rimanere fuori dal mondo, quindi ben venga anche il Green Pass se questo ci permette di venire fuori dalla pandemia. Per quanto riguarda, lo diceva anche lei prima, insomma, i vaccinati, si può fare un confronto, anche se sicuramente sono 2 mondi diversi, tra questa estate e l'estate scorsa. Abbiamo visto l'estate scorsa, ci ricordiamo, non avevamo le mascherine, il numero di contagi era praticamente a 0, i ricoveri, le terapie intensive erano vuote. Quest'anno ci si sarebbe aspettati, con l'arrivo del vaccino, di avere una situazione simile, addirittura migliore. Invece ci dobbiamo confrontare ancora con molti casi. Come mai? Ma guarda, è difficile fare un confronto perché allora la scorsa estate eravamo ancora un po' più impauriti. Io ricordo che è vero che non c'era l'obbligo della mascherina, ma onestamente anche quando andavo al mare, se non era sotto l'ombrello la mettevo e vedevo che tutti quanti facevano come me. Quindi c'era ancora un po' questa paura, quindi in realtà rispetto ad oggi effettivamente c'era anche più attenzione. Poi il confronto è difficile perché guardate, anche il numero di tamponi fatti oggi rispetto a allora sono differenti, quindi anche andare a fare questi confronti bisogna farli correttamente, altrimenti rischiamo di dare notizie sbagliate e scorrette e sembra quasi che con i vaccinati abbiamo più gente che è in difficoltà. Non è così. Poi a questo si aggiungo le varie varianti che stanno arrivando, che chiaramente mettono ancora più in difficoltà, e questo sicuramente non ci permette assolutamente di confrontarci con la scorsa estate. Chiudiamo parlando proprio di voi infermieri. Quanto è evidente la pressione che avete dovuto subire, insomma, in questo anno e mezzo come carico di lavoro. Come diceva lei, però, gli infermieri, se si occupano di una cosa, finiscono per non occuparsi dell'altra. Quanto l'altra parte, cioè tutta la sanità che non è Covid, ha influito, ha pesato, ecco, su questo? Quanto, diciamo, non siete riusciti ad occuparvi come avreste voluto degli altri malati? Guardi, io devo dire che i colleghi sono stati bravissimi perché in realtà, dove c'è stata un'urgenza e dove non era possibile differire, è stato fatto e nessuno è rimasto indietro. E su questo, sicuramente in Friuli Venezia Giulia e nella stessa Pordenone lo possiamo, asserire senza che nessuno possa dire il contrario. È chiaro che è stato molto più difficile perché noi già viviamo una condizione di criticità di personale, perché vedete, sono anni purtroppo che si sta lesinando sul personale, sui materiali, sulla formazione, e non dipende dal colore della giunta che governa questa regione piuttosto che un'altra, perché va avanti così da tempo. Adesso abbiamo capito, e spero che la lezione serva, che quando capita qualcosa bisogna essere pronti. Non possiamo più risparmiare sulla sanità, sulla salute e sul benessere delle persone. Quindi io credo che bisogna investire veramente in tecnologie, personale e formazione. Sì, questa è una lezione che sicuramente il Covid ci ha consegnato. Insomma, abbiamo riscoperto quanto la sanità sia centrale, la salute e la paura di perdere la nostra salute assolutamente vengono al primo posto. Io ringrazio il Presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pordenone e del Friuli Venezia Giulia, Luciano Clarizia, per essere stato con noi. Grazie a voi e grazie anche ai telespettatori. Questa trasmissione, questa puntata di Screenshot termina qui, l'appuntamento è per domani sera. Arrivederci.